Ce li prepariamo due panini sfiziosi, saporiti, saporiti. Andiamo, andiamo, andiamo. Per questi panini ci occorrono patate già cotte. Io ce le avevo già cotte perché le ho cotte ieri e si sono anche raffreddate, quindi le ho pulite e le tagliamo tutte a pezzettini. Così. Ho aggiunto formaggio grattugiato, un po' di pepe, sale, paprika. Che c'è? Olio di oliva e formaggio pangrattato. Maria, concentrazione e mescoliamo così. A questo punto prendiamo pane, panini, focaccia, quello che avete, quello che sta nel mobile, vi guarda, vi fissa e dice consumami. Noi tagliamo a metà. Io ci metto provola affumicata a fette, mettiamo sempre affettato a piacere, sempre quello che vi fissa nel frigorifero. Ci sarà qualcosa che vi fissa nel frigorifero sicuro. Prendiamo le nostre patate e ce le mettiamo sopra così. Iniziamo a accendere il forno a 200 gradi statico o 180 ventilato, come preferite. Yeah. Eccoli pronti. Io ci ho messo un po' di mozzarella tritata sopra. Io in forno e torno subito. Non vi muovete che torno subito. 10-15 minuti in forno e sono pronti. Provate.